L'incontro dell'amministrazione comunale con i dirigenti di ANAS 3 giorni fa ha portato anche ad alcuni aggiornamenti relativi alla sistemazione delle pensiline per l'attesa degli autobus lungo la strada Romea, segnatamente nelle frazioni di Sant'Anna e Calino. L'assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo riferisce che entro la fine di questo mese arriveranno tutti i pareri necessari e sempre entro il 31 luglio verrà definita l'impresa appaltatrice nell'ambito di un accordo quadro. I lavori dureranno 3 mesi e anche se erano stati annunciati per giugno sono stati ritardati per via del Covid, come molti altri cantieri. Le opere partiranno tra fine agosto e l'inizio di settembre per essere consegnate presumibilmente entro metà dicembre. Il comune realizzerà anche gli attraversamenti pedonali, poi le pensiline saranno fruibili previo collaudo. L'anno scolastico quindi inizierà ancora nella situazione attuale, anche se l'assessora è ottimista che i lavori rispettino i tempi. Il programma sarà diffuso non appena noto. Venerdì 10 luglio tra le ore 8 e le 17:30 avrà luogo la prova generale di tutte le barriere del Mose alla bocca di porto di Chioggia, di Maleamocco e del Lido. Nell'occasione, all'isola artificiale di fronte a Sant'Erasmo avverrà una cerimonia alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Per il corretto svolgimento delle operazioni, la Capitaneria di Porto di Chioggia ha emanato l'ordinanza di interdizione di tutto il traffico in ingresso e uscita dal porto. Sarà proibita nello stesso orario anche la sosta e l'ancoraggio, nonché ogni mestiere marittimo nell'area portuale, compresa tra i fanali verde e rosso del porto di Chioggia, il fanale rosso del Forte San Felice e il molo d'ingresso nel porto rifugio, lato Laguna. Sono esclusi dal divieto i mezzi nautici del Consorzio Venezia Nuova, impegnati nella vigilanza del cantiere, oltre ai mezzi da lavoro adibiti alle operazioni in questione, le unità navali della Guardia Costiera, delle forze dell'ordine e di soccorso. Al termine dei lavori sarà la stessa Capitaneria di Porto a comunicare, tramite i canali 16 e 14 VHF, l'effettiva riapertura della bocca di porto e del transito marittimo. Chiarita in vista per il futuro della scuola per l'infanzia Sacra Famiglia di Sottomarina. Dopo le rassicurazioni giunte dall'assessora all'istruzione Isabella Penzo nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, dal Gazzettino di oggi in edicola, in un articolo firmato da Diego Degan, emerge come la scuola, diretta dalla cooperativa sociale Joseph Zagon di Verona, abbia ridotto il paventato aumento esponenziale delle rette di iscrizione, inizialmente maggiorato di circa 200 euro e giustificato con le logiche spese di adeguamento degli spazi alle nuove direttive ministeriali e regionali. Si tratterà invece di circa 50 euro in più al mese, circostanza che dovrebbe portare tutti o quasi tutti i genitori a reiscrivere i bambini per l'anno 2020-2021, come già sta succedendo. Era infatti emerso fin da subito come il problema principale fosse garantire a chi non veniva reiscritto alla Sacra Famiglia un posto nelle altre scuole per l'infanzia cittadine. L'offerta pubblica è quindi aumentata di 50 unità, dislocate all'Istituto Comprensivo Chioggia 2, che accoglierà in 2 nuove sezioni una parte dei 125 piccoli in uscita dalla Sacra Famiglia, nella quale tuttavia la fase di iscrizione è ancora aperta. La stessa scuola Sacra Famiglia gode di 30.000 euro del comune per il nido integrato e di 15.000 euro proprio per la scuola dell'infanzia, oltre ai finanziamenti da Roma e da Venezia. Il
comune di Chioggia rivede a ribasso le stime degli introiti ricavati dall'imposta di soggiorno relativa all'estate 2020 a causa della logica diminuzione del flusso turistico nelle strutture ricettive determinata dal Covid. Una delibera di giunta approvata lo scorso 1 luglio sposta infatti da 1.100.000 euro il gettito per l'anno in corso a 600.000 euro, con una riduzione cioè di 500.000 euro. Questi fondi, nel bilancio di previsione, andranno così a finanziare le attività promozionali per 270.000 euro, i musei 100.000 euro, la manutenzione ordinaria di giardini e passeggiate pubbliche altri 100.000 euro, oltre a 130.000 euro destinati a iniziative ed eventi. Anche i proventi da concessioni edilizie e le sanzioni in materia urbanistica vengono ritoccate da 1.300.000 euro a 1 milione. Anche le lezioni dell'Università Popolare Guido Zeladore di Chioggia avevano dovuto giocoforza essere sospese tra i mesi di febbraio e marzo a causa dell'emergenza sanitaria. Ora riprendono con 5 appuntamenti serali nel cortile delle ex scuole a Principe Amedeo con accesso da Calle Manfredi. Mercoledì 8 luglio dalle ore 21 andrà in scena un collage di scene goldoniane recitato in costume dagli attori Luigi Penzo e Maurizia Freddo. Il secondo appuntamento sarà mercoledì 22 con la lettura delle poesie di Irina Carli, accompagnata dal suono del violino. Il 12 agosto si esibirà la banda musicale giovanile diretta da Rosella Tiozzo, nell'interpretazione di brani celebri. Chiuderanno il cartellone, il 26 agosto, la presentazione del numero 56 della rivista Chioggia di Studi e Ricerche e a settembre le attività ambientali dell'associazione Amico Giardiniere. L'arte di Sandro Varagnolo arriva fino alla lontana Georgia. Il pittore chioggiotto parteciperà infatti dal 9 al 18 luglio prossimi all'esposizione collettiva internazionale Georgia on My Mind, che avrà luogo a Tbilisi, capitale della Repubblica Caucasica. Varagnolo ha inviato un olio su tela realizzato lo scorso febbraio e raffigurante la Madonna del Sagraetto mentre indossa una mascherina chirurgica. Gesù Bambino nel dipinto ha il volto coperto dall'allora quasi introvabile mascherina di tipo FFP3. Il titolo Pietas 2020 reitera lo schema della pietà michelangiolesca, aggiornandolo ai tempi dell'epidemia. Varagnolo, infermiere di professione, ha realizzato anche un autoritratto denominato Il cacciatore di virus, in cui si raffigura accanto ai ferri del mestiere, sempre bardato di maschera sanitaria. Ho pensato a quest'opera, racconta il pittore, non tanto per inserire una maschera in una statua, come in uso ormai diffusamente agli artisti di tutto il mondo, ma per stigmatizzare proprio il cambiamento di rapporto sociale tra umani e tra umano e divino, in quanto è proprio questa la triste eredità contemporanea che questa pandemia lascia con sé. It's not a game, it's a rich thing.